Buonasera cari telespettatori di Caffè TV 24, un cordiale saluto a tutti voi da Nicoletta Rizzi, ben trovati, benvenuti in questa bellissima rubrica che da 5 anni vi tiene tanta compagnia, tanta informazione medica sulla vostra salute, su come rimanere in forma, quale accortezze avere, cosa mangiare, quale prevenzione fare, insomma cerchiamo di dare veramente una mano, tanti consigli perché la salute è importante, lo diciamo veramente in ogni puntata. Come sempre potete interagire con noi tramite il vostro telefono 049 78 00204 per intervenire in diretta e parlare con il nostro ospite. Poi vi ricordo 342 533 9744 invece l'SMS e durante la settimana stammi bene @caffetv24.it per mandare le vostre richieste di cui noi come sempre teniamo conto. Allora, siamo riusciti a trattare questa sera un argomento che a me piace in maniera particolare perché questa sera si parlerà del 118 SUEM e ne parliamo con il direttore Andrea Spagna, il dottor Andrea Spagna, che è direttore della centrale operativa SUEM 118 azienda ospedaliera di Padova. Buonasera, buonasera e ben trovato con noi perché è un argomento molto importante e i nostri telespettatori ci chiedevano anche di parlarne, quindi sono molto contenta che siano così attivi. Da dove partiamo? Intanto dalla nascita, perché una volta, tanti anni fa, non c'era il 118, partiva l'ambulanza, andava a prendere il paziente e ti portava in ospedale e finiva lì. E invece, cosa ha pensato bene il nostro decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 27 marzo 1992 che nel nostro paese ha istituito proprio il sistema di assistenza sanitaria di emergenza. Tutto nasce da lì, vero dottore? Esattamente, il 118 nasce ufficialmente in Italia in quella data, marzo 1992 con questo decreto del Presidente della Repubblica. Poi ovviamente le varie regioni d'Italia si sono messe a norma un po' alla volta, il Veneto è stato tra le prime regioni, a Padova il 118 è partito ufficialmente nell'ottobre del 1996. E quando diciamo è partito il 118 intendiamo non il numero di telefono, ovviamente tutta un'organizzazione, perché dietro questo numero di telefono c'è tutta un'organizzazione dedicata al soccorso sanitario che prima non c'era, per cui non è stato istituito semplicemente un numero di telefono, ma è stata istituita un'organizzazione con uomini e mezzi dedicati a fare questo tipo di attività. È vero che dietro a tutto questo c'è stato lei, insomma, lei che ha iniziato qui a Padova. Allora, per Padova sì, io sono uno specialista in anestesia e rianimazione, all'epoca appunto il compito di attivare il 118 è stato affidato all'Istituto di Anestesia e Rianimazione che all'epoca era diretto dal professor Giampiero Giron, il quale mi ha affidato il compito di occuparmi di questa tematica e per cui diciamo, ho fatto un po' nascere questa centrale operativa e tutto il sistema che ci sta attorno. Ecco, devo dire che lei è una persona estremamente competente, dovete sapere anche che diventerà presidente a novembre della SIS, che è la Società Italiana Scientifica, vero dottore? Sì. Ecco, poi lei anche l'anno scorso ha tenuto un bellissimo convegno dove vi siete confrontati tra responsabili del 118, giusto? Sì, come in tutte le discipline mediche, anche noi abbiamo la nostra società scientifica che appunto si riunisce periodicamente per dibattere delle tematiche scientifiche che riguardano il mondo del 118 e ovviamente anche noi facciamo i nostri congressi, l'ultimo proprio lo scorso settembre è stato tenuto a Padova dove si sono radunati appunto tutti i maggiori esponenti nazionali del E poi 118. ci dirà anche che cosa è emerso, se ci sono delle piccole criticità, insomma che cosa si può fare per migliorare questo servizio che va benissimo, ma comunque in tutte le cose c'è sempre magari qualcosa da aggiustare, magari poi verso la fine trasmissione ne parliamo in maniera dettagliata. Detto questo continuiamo con la nostra storia, quindi nasce questo servizio e quindi una bella responsabilità anche perché comunque bisogna gestire un protocollo, cioè come fare, quando intervenire, quali mezzi, quali persone, quale formazione, non è che ci si improvvisa. Dietro al 118, dietro ai soccorritori, ai medici, agli infermieri che vedete ogni giorno, c'è una macchina organizzativa non da poco e ce la spiega subito il nostro dottore. Prego. Sì, spero di, perché perché in effetti è una macchina molto complessa e anche variegata
quella perché appunto prima del 92 in Italia non c'era un'organizzazione dedicata al soccorso sanitario, per cui le varie regioni si erano un po' organizzate in modo proprio, facendo conto sulle risorse locali, e questo ha fatto sì anche che nascessero molte associazioni di volontariato per coprire quelle zone che il sistema sanitario nazionale non riusciva a coprire. Con la nascita del 118 lo Stato italiano si fa carico dell'assistenza sanitaria d'emergenza, per cui è sancito che è lo Stato italiano che se ne deve occupare, e questo può farlo ovviamente tramite i sistemi sanitari regionali, può farlo o con mezzi propri o anche comunque continuando ad avere convenzioni con associazioni ed enti pubblici e privati. Ecco perché noi sul campo vediamo diverse risorse impegnate, per cui dai medici e gli infermieri dipendenti delle aziende sanitarie, e sono medici che vengono, infermieri che vengono prevalentemente dal mondo dell'anestesia e rianimazione o dei pronti soccorsi, e poi anche le associazioni di volontariato più o meno rappresentate nelle varie zone d'Italia, come a Padova, dove da moltissimi anni operano Croce Verde e Croce Rossa. Certo. E per cui c'è questo, diciamo, panorama misto di soggetti che operano nel mondo dell'emergenza, che vanno dal medico specialista all'infermiere al volontario, e ognuno svolge il suo compito per la parte di propria competenza. Certo. Al centro c'è la centrale operativa del 118 che coordina tutti questi mezzi, queste risorse, e cerca ovviamente di utilizzarle al meglio, mandando ovviamente il mezzo giusto nel posto giusto con i tempi giusti. Ecco, ovviamente quando chiamiamo un 118 la persona che ci risponde è preparata, è formata, capisce subito cosa mandare, chi mandare, come intervenire. Certo. Allora, innanzitutto diciamo a chi fosse adesso all'ascolto, quando si compone il 118 c'è un lato emotivo, cioè certo, la persona a volte non sa neanche quello che dice, praticamente a volte è talmente scossa che quindi è difficile anche parlare. Quindi la prima cosa è mantenere la calma, ecco, quindi, perché dall'altra parte abbiamo un operatore che ha intanto bisogno di sapere subito dove siete, qual è il luogo, da dove si chiama. Penso sia questa la cosa. Esatto, ovviamente allora, giustamente sì, è personale appositamente addestrato, sono infermieri che vengono dall'area critica, che fanno un lungo percorso di addestramento e sono coordinati da un medico di centrale operativa. L'infermiere è comunque autonomo per la gran parte dell'attività e diciamo subentra il medico nei casi più complessi, più difficili. E hanno proprio un percorso di formazione sulla gestione della richiesta di soccorso, anche adesso stiamo facendo ulteriori corsi di aggiornamento, e appunto il suo compito è quello di capire la gravità della situazione, non far diagnosi, perché in pochi secondi la telefonata dovrebbe durare non più di 1 minuto e mezzo, in così poco tempo non è possibile far diagnosi. E il nostro compito è quello di capire la gravità della situazione in modo da capire innanzitutto a chi dare risposta per primo e poi anche quale mezzo inviare, quale mezzo di soccorso più appropriato. È vero, le prime domande che vengono fatte riguardano la localizzazione esatta dell'evento, per cui in modo che se anche dovesse cadere la linea almeno sappiamo dove mandare il mezzo. Poi si fanno alcune domande di approfondimento per capire meglio qual è la situazione, che cos'ha il paziente, per i motivi che ho detto prima, sia per mandare il mezzo appropriato, ma anche perché noi possiamo aiutare il chiamante a fare qualcosa in attesa dell'arrivo dei soccorsi. E questa è un'altra frontiera sul quale gli operatori si sono molto specializzati negli ultimi anni, quello di dare quelle che noi chiamiamo istruzioni per arrivo, cioè cosa fare nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Se il caso non è grave, ovviamente saranno istruzioni molto banali, però se il caso è grave noi possiamo aiutare l'utente, chi ci ha chiamato, ad eseguire le prime manovre di rianimazione da fare in attesa dell'arrivo del mezzo di soccorso, che su certe patologie veramente i minuti fanno la differenza. L'arresto cardiaco appunto è il caso classico, dove è fondamentale che chi è sul posto faccia le prime manovre di rianimazione. Ecco, io ho parlato tutto l'anno scorso anche della cardioprotezione del defibrillatore, è molto importante anche l'uso del defibrillatore anche per i cittadini,
fare dei corsi per saperlo utilizzare, ci sono spesso e volentieri adesso delle colonnine, sì, anche a Padova in caso di emergenza si possono salvare, esatto, delle vite, quindi ci raccomandiamo, ecco, è molto importante anche l'uso del defibrillatore, ecco, in situazioni di emergenza. Sì, questa è una cosa in cui si batte in tutto il mondo, perché sì, l'arresto cardiaco è una situazione in cui veramente i minuti fanno la differenza. Cioè pochi minuti e si possono creare dei danni cerebrali importanti per il paziente, per cui non è una questione di inefficienza del sistema, è proprio una questione che nessun sistema al mondo potrebbe garantire un intervento in tempo utile a salvare il paziente da questi danni cerebrali, per cui si batte in tutto il mondo sull'insegnamento di queste manovre di rianimazione cardiopolmonare, e su questo l'infermiere di centrale operativa può aiutare il chiamante a fare questo tipo di manovre in un momento in cui sicuramente è agitato, per cui lo guida e lo assiste durante queste manovre. Abbiamo una telefonata. Buonasera, chi è con noi? Sì, buonasera, io sono Giulia. Salve Giulia, da dove ci chiama? Io chiamo qui da Padova. Perfetto. Stavo seguendo molto interessata la vostra trasmissione questa Grazie. Sera. E vorrei fare una domanda al dottor Spagna. Prego. Perché delle volte mi confronto anche con molte persone, vorrei capire qual è esattamente la differenza tra 118 e pronto soccorso, se è possibile. Grazie mille. Bene, allora questo è delineato proprio già nel decreto del 92, nel senso che il decreto del 92 delinea il sistema di emergenza sanitaria nel suo complesso e differenzia la branca 118 dalla branca pronto soccorso. La pronto soccorso appunto è l'organizzazione che si occupa delle cure del paziente dal momento in cui arriva in ospedale e il seguito. Il 118 si occupa della parte extraospedaliera, per cui sono due mission diverse, sono due modi di lavorare diversi, sono entrambi personale abituato a lavorare in emergenza, però evidentemente lavorare in mezzo alla strada è un po' diverso da lavorare in ambito ospedaliero. E a volte però lo stesso personale svolge entrambe le funzioni, a seconda delle situazioni. È fattibile che una persona che è all'interno del pronto soccorso si ritrovi anche in ambulanza, è giusto? Questo succede in alcuni ospedali dove l'ambulanza staziona nei pressi del pronto soccorso, per cui l'intervento di soccorso viene fatto dallo stesso personale del pronto soccorso. In altri casi invece il personale è separato, per cui ci sono mezzi di soccorso dedicati solo all'attività di soccorso con personale proprio. La gestione però appunto è della centrale operativa 118. Che tra l'altro la centrale operativa cosa fa? Con i software, con tutte le cose, la tecnologia che voi avete a supporto, capite già dove indirizzare il paziente. Questa è una cosa ottimale, sapete già in quale ospedale, se ha un ictus dove mandarlo, nell'unità stroke, scusate, cioè sapete dove, come operare. Questa è una cosa che agevola e la tempistica si riduce enormemente, quindi è un beneficio per tutti coloro che hanno magari che gli è successo qualcosa, insomma, ecco. Ci può spiegare bene? Sì, certo, mentre una volta appunto il soccorso consisteva semplicemente nel trasportare velocemente in ospedale, adesso il soccorso consiste nell'iniziare le cure sul luogo dell'evento innanzitutto e poi portare il paziente nell'ospedale più appropriato. Questo ovviamente vale per le patologie più complesse. È ovvio che nella maggioranza dei casi il paziente andrà all'ospedale più vicino a quello di competenza territoriale, però nelle patologie più complesse, come ha detto lei, nello stroke, nell'infarto, nel politrauma, nell'ustionato, nel pediatrico, il paziente viene portato possibilmente direttamente all'ospedale di alta specializzazione. Ora, per fare questo bisogna innanzitutto avere noi quelli che chiamiamo protocolli di rete, no? Nel senso deve essere un gioco di squadra fatto tra tutti gli attori che concorrono a gestire questi pazienti, per cui nell'infarto ovviamente sono dei percorsi che vengono concordati tra 118, pronto soccorso, cardiologi, medici di emodinamica, e per cui in modo che quando c'è l'emergenza tutti sanno già cosa fare e questo binario per arrivare rapidamente alle cure definitive sia il più rapido possibile. E poi appunto abbiamo bisogno di avere sul campo personale che sappia fare, allora sì, una volta che si arriva sul campo, una diagnosi, in modo da poter indirizzare il paziente nel posto più appropriato. Questo fa sì che in questo momento, ad esempio a Padova,
Con questo, ad esempio, citiamo ad esempio il percorso per l'infarto, abbiamo raggiunto dei risultati, diciamo, molto buoni, che comportano che dal momento in cui il paziente con infarto telefona al 118 al momento in cui ha la coronaria riaperta, cioè rivascolarizzata, per cui risolto il problema, siamo sotto i 90 minuti. Che è uno standard raccomandato dalle riviste scientifiche internazionali, per cui siamo ampiamente dentro questi standard raccomandati, per cui sono veramente, diciamo, interventi risolutivi. Il problema semmai è quello a volte, ad esempio abbiamo citato l'esempio dell'infarto, che a volte il paziente non si rende conto che in quel momento potrebbe avere un infarto e chiama troppo tardi. Se il paziente chiama subito, veramente potrebbe anche essere dimesso nel giro di un paio di giorni con, diciamo, modestissimi danni residui al muscolo cardiaco. Ecco, poi stavo pensando a quelle persone che sono sole in casa. Mi diceva proprio una signora oggi, dice, ma Nicoletta, chieda, io che sono sola in casa, con 118, come mi devo regolare? Quando è che lo devo chiamare questo 118? Signora, questa sera lo chiediamo al direttore, vediamo che cosa ci risponde. E gli altri, c'è qualcuno che chiama per loro, ma io se ha bisogno di soccorso, sa quante persone come me? Adesso chiediamo l'UMI al nostro direttore della centrale operativa. Allora, se una persona è in grado di fare personalmente la telefonata è sempre meglio, perché noi preferiamo sempre parlare con chi sta male o con qualcuno che gli è di fianco, perché possiamo avere le notizie migliori. Ci sono anziani che potrebbero anche non essere in grado di fare questa telefonata, allora ci sono dei sistemi come il telesoccorso che possono andargli in aiuto. Il telesoccorso diciamo, ha dei sistemi automatici di chiamata, però prima di tutto il paziente viene conosciuto da questa organizzazione, per cui non è un paziente sconosciuto, per cui quando poi il telesoccorso chiama noi ci dice già monitora la situazione. Cioè già sa un paziente che ha queste patologie di base e adesso chiama per questo e questo motivo. Noi però appunto, se possibile, preferiamo sempre avere notizie dirette, perché in questo modo possiamo organizzare al meglio i soccorsi. Perfetto. Poi altra domanda, quanti mezzi ci sono? Cioè, l'organizzazione quanti mezzi dispone? Quante sono queste ambulanze? Cioè, la curiosità per me è parecchia, nel senso, vorrei capire a Padova quanti mezzi ci sono in questa località padovana che sono pronti al soccorso. Allora, le posso dire, visto che la nostra competenza è la nostra provincia dispone in una fascia oraria diurna di circa 25 ambulanze dislocate su tutto il territorio provinciale, e su Padova ci sono anche 2 automediche, e poi c'è anche l'elicottero di soccorso che vediamo qua, però l'elicottero ovviamente va visto come un mezzo non a servizio di una singola provincia, ma fa parte della rete regionale di elisoccorso. Nella regione Veneto abbiamo 4 basi di elisoccorso, una a Padova, una a Verona, una a Treviso e una a Pieve di Cadore. In questo modo noi ci spartiamo in 4 la regione, e per cui il nostro raggio d'azione è molto più esteso rispetto a quello della singola provincia. Ecco, poi non ci sono solamente eventi, diciamo, di soccorso delle persone, diciamo, magari di incidenti eccetera, ma ci sono anche casi del tutto eccezionali. Non so, siete intervenuti, mi sembra qualche anno fa, terremoto, sbaglio? Vi hanno chiamato eventi eccezionali, ecco, quindi siete anche esperti nel caso ci fossero purtroppo delle cose che interessano la nazione. Sì, allora nel corso dell'ultimo terremoto la Sala di Protezione Civile Nazionale ci ha chiesto la disponibilità del nostro elicottero, che infatti è andato in zona operazioni e ha fatto un soccorso nella zona, mi pare ad Arquata, è stato in quell'occasione, mi pare, il soccorso, e soccorrendo una persona e portandola a Roma, perché in quel momento i pazienti venivano distribuiti in un'area molto vasta. Qui invece stanno facendo vedere delle immagini di quel tragico evento del maggio del 2012 che ha visto coinvolto un autobus che portava dei membri dell'Associazione Nazionale Carabinieri a un loro raduno a Jesolo. È uscito di strada qui sul raccordo autostradale nei pressi di Ponte San Nicolò, e questi sono appunto eventi complessi che anche questi comportano un gioco di squadra, per cui è molto importante che tutti sappiano
coordinarsi e sapere cosa fare. In questo caso ci furono purtroppo 5 deceduti e 18 feriti, le operazioni furono molto complesse e come avete visto in quell'occasione, proprio per il gioco di squadra che noi facciamo a livello regionale, sono intervenuti addirittura 3 elicotteri della rete regionale di elisoccorso. Oltre al nostro sono venuti quello anche di Treviso e anche quello di Verona, proprio perché la situazione era complessa, anche perché in queste situazioni si cerca di distribuire i pazienti su più ospedali, proprio per non intasare solo un ospedale, soprattutto se i pazienti sono gravi si cerca di portarli in più ospedali proprio perché possono avere così immediatamente le cure di cui hanno bisogno. Ecco, leggevo dal materiale che mi avete inviato che questo elicottero fa un volo a vista, quindi è necessario che ci siano le condizioni di buona visibilità, quindi sì, hanno tutta una procedura loro perché allora, in Italia, devono atterrare nelle vicinanze. Allora in Italia, come in molti paesi del mondo, il soccorso sanitario si fa ovviamente mediante volo a vista, proprio perché noi atterriamo, come si è visto in qualche immagine, proprio il più vicino possibile all'evento, per cui non facciamo un volo da elisuperficie ad elisuperficie, ma proprio atterriamo sulla strada, sul campo, vicino dove si è svolto l'evento. Questo comporta di avere una buona visibilità perché i rischi per il volo dell'elicottero sono soprattutto gli impatti contro oggetti non segnalati. Purtroppo abbiamo avuto un tragico incidente circa 10 anni fa vicino a Cortina dove l'elicottero di Pieve di Cadore è impattato in cavi della tensione dell'energia elettrica e purtroppo è precipitato e tutti e 4 gli occupanti sono morti, per cui questa è la difficoltà. Questa immagine che si vede di questo elicottero in mezzo ai 2 alberi può sembrare, vista così, può sembrare una cosa banale, in realtà comporta molta perizia da parte dei piloti. I nostri piloti sono piloti con migliaia di ore di volo alle spalle e nell'immaginario collettivo l'elicottero sembra un oggetto facile da condurre, che può far tutto, in realtà ci vuole molta perizia, non è semplice fare una manovra di questo tipo. Ecco, l'elisoccorso ha svolto più di 7.000 missioni. Sì, il soccorso di Padova è nato nel 2000, in questi anni, adesso l'ultimo anno abbiamo fatto più di 500 missioni di soccorso. Quindi, per cui sì. Complimenti. Ritornando un po', dottore, al 118, ecco, voi lavorate, ci sono anche situazioni per esempio di infortuni sul lavoro, poi per esempio nel privato andate in abitazioni, a volte con difficoltà a raggiungere, magari sono senza ascensore, scale, eccetera, eccetera. Certo. I soccorritori, i medici si abituano un po' a tutto, cioè anche loro stessi devono lavorare in sicurezza perché comunque tutto può accadere, cioè devono essere bravi anche a tutelare se stessi perché non sanno mai, anche in situazioni anche dove c'è magari qualcosa di chimico, di esplosivo, cioè non è facile perché proviamo a capire un po' come funziona nel dettaglio, perché a volte noi stiamo un po' superficiali, ma arrivano quelli del 118, ma devono operare anche in sicurezza, pure loro. Beh, la prima regola del soccorso è la sicurezza ed è quello che insegniamo anche quando facciamo i corsi di primo soccorso alla popolazione. La prima regola è sicurezza della scena, cioè devo innanzitutto accertarmi di non essere io in una situazione di pericolo, sia perché non è giusto ovviamente che io mi faccia del male, ma se io mi faccio del male complico l'attività di soccorso, nel senso che costringo ad aumentare le risorse per fare soccorso. Effettivamente bisogna un po' pensarle tutte. Ovviamente noi la maggioranza degli interventi che facciamo sono interventi in abitazione, diciamo tranquilli, perché si va in un ambiente diciamo appropriato dove c'è una persona che purtroppo sta male, però ci possono essere situazioni difficili dovuti al fatto che si vanno in luoghi particolari dove potrebbero esserci anche dei malviventi, per cui questa può essere un'attenzione, ma poi anche ovviamente bisogna stare attenti a pericoli di incendi, ad esempio negli incidenti stradali il rischio dell'incendio ci può sempre essere e qui i nostri principali partner sono i vigili del fuoco, sono quelli con cui lavoriamo il più frequentemente e devo dire che c'è un'intesa veramente ottima e loro ci garantiscono la sicurezza tutti i giorni per poter lavorare in tranquillità.
Poi sostanze chimiche, in qualche caso, come ha detto, ci possono essere nelle nostre strade, autostrade, circola di tutto, per cui ecco qua un intervento fatto in collaborazione con i Vigili del Fuoco, sono veramente splendidi. Lavorate in sinergia, mentre loro magari seguono la lamiera, voi siete vicini, iniziate le manovre. Iniziamo già a lavorare sul paziente mentre magari è ancora incastrato nell'auto. Ecco, qui è proprio la sinergia, fare rete, perché bisogna proprio fare i complimenti, perché veramente lavorare in queste condizioni solo chi è un professionista riesce a fare. Come invece se c'è un problema di ordine pubblico, i nostri partner sono ovviamente le forze dell'ordine, che anche loro ovviamente collaborano in modo ottimale anche loro per garantire la sicurezza della scena, per cui non riusciamo a lavorare tranquilli se c'è qualcuno che ci protegge alle spalle. Come diceva lei prima, ovviamente chi si costruisce una casa, io dico anche giustamente, perché uno non è che deve sempre pensare male, non pensa che un giorno possa avere bisogno di soccorso, per cui non pensa che magari la casa non è costruita in modo ottimale per fare un soccorso, per cui a volte ci sono scale strette, ostacoli, magari che ci rendono difficile magari soccorrere adeguatamente la persona, magari una volta che abbiamo fatto il trattamento portarla in ambulanza può essere difficile. Sì, perché mi viene in mente una situazione di soccorso in un edificio dove hanno pensato come fare per andare a prendere la signora, allora hanno staccato la poltrona dall'ambulanza perché con la barella non si passa, cioè veramente le devono pure pensare come aiutare la gente in difficoltà. In qualche caso particolare abbiamo dovuto portare fuori il ferito magari da una finestra con l'aiuto dei vigili del fuoco. L'hanno portato fuori loro, sono casi molto particolari, ma a volte si arriva a quello. Però, perché io parlo della mia realtà, ma basta andare già in una realtà come Venezia con le calli, le case strette, le scale molto strette, appartamenti molto angusti, là il soccorso diventa molto difficile. Ecco, poi una cosa importante, usare il 118 sì per le emergenze, ma quando abbiamo effettivamente bisogno. Quando non utilizzare il 118? Perché c'è gente che invece chiama per niente, perché vuole capire se deve usare il medicinale o no. Io ho sentito di quelle cose, non si chiama il 118, cioè quando non chiamare il 118? Facciamo un po' di chiarezza, perché andiamo a intasare il 118 e lasciamo spazio a chi ha veramente un'emergenza. Sì. La mission del 118 è quella di svolgere un'attività di soccorso su un paziente che è in gravi condizioni oppure ha necessità di essere portato in ospedale e non può andare con altri mezzi, perché chi può andare con altri mezzi deve andare con altri mezzi. E altre cose sono svolte da altri settori della nostra medicina, per cui il punto di riferimento per consigli, per variazioni di terapia, aggiustamenti di terapia è sempre in primis il medico di medicina generale, o quando questi non è in servizio, in orario notturno e festivo c'è il medico di continuità assistenziale, cioè quello che viene chiamato guardia medica. Per cui per consigli, per aggiustamenti di terapie, per un qualcosa che può essere curato a domicilio, quelli sono i soggetti da consultare. Il 118 è solo per situazioni di emergenza o comunque situazioni che gli chiedono ricovero ospedaliero e per persone che non possono andare in ospedale con altri mezzi che non sia l'ambulanza. Ecco, poi volevo un po' chiedere a voi come vi confrontate con quelle persone che non parlano bene la lingua italiana, con le persone straniere, perché è un mondo ormai dove c'è la globalizzazione totale. Quando succede che vi trovate di fronte a queste persone che magari sono da poco in Italia, non si esprimono bene, eccetera, l'operatore cosa fa? Perché lì ti voglio. Sì, no, no. No, perché io penso, perché al pronto soccorso mi è capitato di vedere certe situazioni che io sinceramente dico come fanno a gestirle, perché quasi gli operatori sanitari vengono aggrediti a volte perché vanno in escandescenza, non riescono a stare calmi, perché non riescono a capirsi, perché c'è questa difficoltà di comunicazione. Devo dire che gli operatori sanitari fanno tantissimi sforzi, dall'altra parte a volte non è recepito purtroppo. Però io mi chiedo, ma invece dall'altra parte della cornetta, quando ricevono una telefonata di aiuto da una persona straniera che non si esprime bene, cosa fate? No, è un problema reale, Diciamo che in qualche modo di solito si riesce a capire qual è il problema. Ovviamente ci sono persone anche straniere che magari l'italiano l'hanno imparato discretamente, ci sono persone che ancora magari lo conoscono molto molto male, per cui le informazioni sono molto frammentarie. Importante almeno capire dove dobbiamo andare il mezzo, lì abbiamo già raggiunto un grande risultato.
Invitiamo sempre a cercare di contattare magari una persona che parla meglio l'italiano, per cui di chiamare il vicino oppure la persona che sta passando per casa, per strada in quel momento, e altrimenti insomma cerchiamo di capire almeno la localizzazione in modo da mandare il mezzo. Se questi problemi si verificano, adesso stanno diciamo entrando nel mercato alcuni sistemi di traduzione automatica, cioè non automatica, nel senso che ci permettono di essere messi in contatto con degli interpreti, ma comunque la situazione è complessa perché le lingue che si parlano in questo momento in Italia, come in tanti paesi europei, ormai sono tantissime, perché c'è di tutto, insomma, le nazionalità. Certo. Allora, se tutti sapessero l'inglese almeno possiamo convergere su un'unica lingua, invece molto spesso la persona sa solo la lingua della sua nazione, per cui la cosa si fa effettivamente complessa. Senta, dottore, e negli altri paesi che cosa succede? Mi dicono per esempio che in Inghilterra il 118 funziona in maniera un po' diversa. Ecco, lei ha un po' il sentore di come sono organizzati gli altri paesi europei nei confronti di quello italiano? Funziona meglio o peggio il 118? Allora, i modelli, c'è di tutto in giro per il mondo, spesso il modello che viene messo in atto in ciascuna nazione nasce dalle realtà preesistenti, per cui si fonda il sistema di emergenza su quello che era preesistente e si cerca di migliorarlo nell'ottica di andare a un sistema di emergenza come abbiamo descritto. Diciamo, ogni sistema ha i suoi pro e i suoi contro, c'è chi investe di più sulla figura medica, chi investe di più su figura infermieristica, chi su figure che sono chiamati tecnici, chiamiamoli così, tecnici dell'emergenza, come sono molto diffusi negli Stati Uniti, dove se ne andiamo, magari qua in Italia noi ci lamentiamo se magari a volte non vediamo arrivare il medico con l'ambulanza. Sappiate che negli Stati Uniti il medico con l'ambulanza non arriva mai, cioè ecco, non esiste medico. non esiste. Esistono delle figure che chiamano di paramedici, con varia preparazione. A mio avviso il nostro sistema è migliore, se devo dire il mio parere è sicuramente migliore. Ci sarà magari forse un domani, dottore, si parla che ci saranno parecchi tagli, ci sarà meno personale nel prossimo futuro nella sanità e quindi magari avrete meno personale, potrebbe accadere questo? Ci saranno dei tagli futuri, perché vediamo questo, insomma, questo è possibile, ma possibile? Lo stiamo già incominciando a vedere adesso, come ormai se ne parla tutti i giorni. Carenza sia di medici che di infermieri, che si fa via via ogni giorno sempre più cogente, e uno dei primi settori a soffrire è proprio quello dell'emergenza, per cui ci sono già grosse carenze nei pronti soccorsi e si comincia a vedere un po' anche nell'ambito del 118. Sì, è vero, quindi purtroppo potrebbe accadere questa potrebbe cosa. accadere, ovviamente adesso speriamo bene, siamo tutti nelle sì, mani della politica, che deve fare in maniera che questi servizi in funzione del cittadino si alzi il livello e non scenda, ecco, esatto, ci siano le persone, esatto, e si investa tantissimo nella formazione. Ecco, io faccio molti complimenti agli operatori del servizio sanitario, dal medico all'infermiere eccetera, perché vedo tanta professionalità e operano a volte anche in situazioni di disagio, si confrontano spesso con tante situazioni, quindi bravi, 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 bravi. Detto questo, sentivo prima il mio assistente di studio che le chiedeva di un numero nuovo. Ci dica questo numero, siamo curiosi di sapere, così vediamo se sono attenti a casa. Allora, questo è il 112. Sì, allora, 112. Allora, la Comunità Europea ancora molti anni fa ha stabilito che in tutte le nazioni della Comunità Europea doveva esserci un numero unico nazionale per la chiamata di soccorso. Chiamata di soccorso in senso lato, cioè che sia per problemi sanitari che anche di ordine pubblico oppure di soccorso tecnico, per cui un numero in modo che il cittadino in qualsiasi punto dell'Europa si spostasse sapeva che c'era questo numero da chiamare. Questa disposizione è stata declinata in maniera diversa nelle varie nazioni europee, e per cui alcune l'hanno attivato, alcune ancora non l'hanno attivato. In Italia stiamo procedendo ad attivarlo, però in realtà in Italia il 112 già esiste come numero di telefono, cioè se un cittadino austriaco viene adesso a Padova e compone il 112, una risposta ce l'ha, e dei carabinieri che poi gireranno la chiamata a chi di competenza. Il modello che è stato messo in atto in alcune regioni italiane invece prevede una centrale operativa che in gergo si definisce laica, interforze, cioè una centrale operativa
che raccoglie tutte queste chiamate di soccorso e poi le smista alle centrali operative di competenza, per cui è una grossa centrale che sta sopra e poi smista ai servizi di competenza. Questo per dire che, ribadire che i servizi non sono costituiti solo da un numero, ma da un'organizzazione, per cui potrà in alcune regioni scomparire il numero 118, ma il sistema 118 rimane, solo che la telefonata gli verrà passata da questa centrale operativa unica che raccoglie tutte le richieste di soccorso. Questa, diciamo, ha dei vantaggi e degli svantaggi, se ne sta dibattendo molto nel mondo dell'emergenza in questo momento. In alcune regioni, come la Lombardia è stata la prima ad attivarlo, è stato già attivato, in altre ancora no, tipo nel Veneto ancora non si è passati a questo sistema. Si sta anche valutando se e come passare, insomma. Ecco, è stato molto chiaro. Stavo pensando prima anche al 118, mi sono dimenticata di chiedere, servite anche quando ci sono dei trapianti in corso? Beh, sì, perché qua a Padova siamo un centro tra i migliori per quanto riguarda i trapianti. Sì. Ho avuto Cillo, ho avuto Rigotti, ho avuto vari personaggi che fanno dei trapianti, abbiamo superato i 1000 trapianti all'anno solamente per il fegato, quindi siamo il top e penso che voi siate di aiuto anche in questa situazione. Allora sì, noi abbiamo parlato fino adesso della parte che è più familiare per il cittadino, cioè il cittadino conosce il 118 come quel numero da chiamare quando sta male. In realtà la centrale operativa svolge tutta una serie di attività che il cittadino non conosce perché sono più al servizio del mondo sanitario. Proprio per Padova, come diceva, visto che si svolge, c'è tanta attività in campo di trapianti, noi ci occupiamo di organizzare i trasporti connessi all'attività di trapianto, che sono appunto quello di mandare un'equipe, ad esempio dalla parte opposta dell'Italia, a volte anche fuori nazione, a prelevare l'organo dal donatore e per portarlo a Padova e poi eseguire il trapianto. Oppure far arrivare rapidamente a Padova il ricevente che magari abita in un'altra parte d'Italia e deve arrivare rapidamente a Padova. Queste sono cose complesse, compresi anche i campioni biologici, per la tipizzazione e fare il cross match tra donatore e ricevente, e queste sono tutte attività che bisogna svolgere nell'arco di pochissime ore, perché dal momento in cui scatta l'allarme di trapianto abbiamo poche ore per svolgere tutte queste attività, per cui ci si serve di voli speciali, civili o talvolta anche militari, per mandare l'equipe dove serve. Ora l'organizzazione dei trapianti fa in modo che la maggioranza di questi trasporti possano essere fatti con mezzi terrestri, cioè sul medio raggio, diciamo, però qualche volta appunto, e non infrequentemente, più di qualche volta al mese dobbiamo attivare questi voli speciali. Questa è una delle attività. Poi alla centrale operativa 118 spetta il coordinamento e il monitoraggio e il coordinamento di posti letto di terapia intensiva, ad esempio. Cioè il collega di un ospedale che ha in gestione un paziente critico e ha bisogno di reperire un posto letto di terapia intensiva lo chiede alla centrale operativa 118 che ha il monitoraggio di... Quindi non vi scappa niente. Cioè, questo è l'obiettivo, ma questo agevola anche l'attività di soccorso per i motivi che ho detto prima, perché noi sapendo dove abbiamo i posti letto di terapia intensiva liberi, dove abbiamo una sala operatoria neurochirurgica libera, dove abbiamo un posto per uno stenato libero, quando facciamo soccorso sappiamo dove immediatamente portare questo paziente. Quindi è un vantaggio proprio per la collettività. Io procedo con delle domande, ricordo che oltre siamo in diretta, naturalmente c'è anche la diretta Facebook, poi siamo su Facebook sia durante la settimana se ci volete messaggiare, infatti sono arrivate subito delle domande. Allora mi chiede Dario: responsabilità civili e penali dei soccorritori volontari. Vorrei trattare questa cosa. Quali sono le responsabilità di ogni figura del volontario e cosa rischia? Per avere un quadro d'insieme più completo. Che cosa gli rispondiamo a questo signore che vuole capire le responsabilità civili e penali? Beh, allora, chiunque fa un'attività sanitaria, perché quello che noi facciamo anche quando facciamo soccorso è un'attività sanitaria, ovviamente ognuno la fa per la parte di sua competenza, il medico fa la sua parte, l'infermiere la sua e il volontario fa la sua. Per quanto poco anche il volontario fa un'attività di tipo sanitario per la parte di sua competenza, che per quanto, diciamo, tra virgolette semplice, può comportare dei risvolti che potrebbero anche comportare delle azioni penali nei suoi confronti. Per cui il volontario è sicuramente un soggetto che fa la sua attività in modo lodevole perché presta il suo tempo libero a questo tipo di attività, però ovviamente deve cercare di prepararsi
per fare questa attività al meglio, perché comunque in quei minuti in cui lui fa il soccorso ha delle responsabilità, ma prima di tutto morali, diciamo, nei confronti della persona che va a soccorrere, insomma. Ovviamente per la parte di sua competenza. Di sua competenza. E poi un'altra domanda mi dice: quali sono le principali patologie mediche che deve conoscere e saper trattare, ovviamente nel limite delle sue competenze, un buon soccorritore di base? Per trattamento intendo cosa fare o non fare per peggiorare la situazione. Principali patologie mediche, c'è un soccorritore. Adesso non è semplice raccontarlo in due parole. Allora, sì. Chiunque faccia il soccorritore volontario ovviamente lo fa nell'ambito di un ente, di un'associazione, come Padova appunto può essere la Croce Rossa o la Croce Verde, e questi enti hanno ovviamente, quando inseriscono il volontario, ovviamente lo sottopongono a un corso di formazione nel quale vengono spiegate tutte queste cose, per cui vengono spiegate le cose che può fare, le cose che non può fare, quali sono i suoi confini di operatività e come deve inserirsi nel sistema di soccorso. Diciamo che il volontario, allora non c'è in Italia un regolamento nazionale su cosa può fare il volontario. Possiamo dire che il volontario essenzialmente può agire come può agire qualsiasi cittadino per stato di necessità in una situazione tempo dipendente. E lì ovviamente quelle situazioni in cui aspettare che arrivi il personale professionale potrebbe essere troppo tardi per iniziare certe manovre. In tutti gli altri casi ovviamente il trattamento terapeutico, che sia farmacologico, strumentale o di altro tipo, va riservato al personale professionista, che sia medico o che infermiere, insomma. Per cui il volontario sa fare solitamente come si insegna a molti cittadini, sa fare le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base, cioè massaggio cardiaco, ventilazione artificiale, utilizzo del defibrillatore semiautomatico e le operazioni di mobilizzazione del paziente, per cui magari estrazione da un'auto in caso di incidente stradale, barellaggio, ecco, queste cose qua. Queste sono le cose di base che un volontario deve sapere fare. Gli altri trattamenti sono riservati al personale professionale. Le chiedo anche questa cosa, mi viene in mente, l'avevo chiesto anche prima. Quando per esempio capita un incidente, c'è una persona a terra, allora io ho letto sul sito del Ministero della Sanità che in certi casi si può muovere, e invece da un'altra parte leggo non va mai mosso una persona a terra ferita. Allora, va mossa o non va mossa? Perché da una parte mi dicono girala di là, oppure devi in qualche maniera farla respirare, muovi un po' la testa. Allora, cosa devo fare in situazione di emergenza? Cosa possono fare i cittadini a casa? Perché leggendo sul sito sono spaventato, ho detto ma la devo muovere o non la devo muovere la persona? Faccio un danno oppure no? Spieghiamo a casa, diamo almeno un consiglio. Allora anche qui in estrema sintesi potrei ripetere le cose che ho detto prima. Sì. Facciamo qualcosa innanzitutto solo se siamo addestrati. Okay. E se non c'è tempo di aspettare che arrivino i soccorsi qualificati. In situazioni in cui non c'è tempo di aspettare può essere l'arresto cardiaco, in cui devo fare le manovre di rianimazione cardiopolmonare, oppure un pericolo così importante per il paziente per cui la macchina sta per prendere fuoco o sta magari per scivolare in un fossato, in un canale, eccetera. Oppure il paziente non è in condizioni di sicurezza perché magari stanno sfrecciando altre automobili e così via. Per cui tendenzialmente la regola comunque è sempre quella: l'infortunato, cioè il traumatizzato, se possibile non va spostato, perché spostandolo potremmo aggravare i danni, a meno che non sia così addestrato da saperlo fare. Ma solitamente il consiglio è quello, insomma, di non spostarlo, salvo quelle situazioni che ho detto prima, che sono situazioni di estremo pericolo oppure che indicano un immediato inizio di manovre di rianimazione cardiopolmonare, però bisogna saperle fare, per cui se io non so fare è meglio che non faccia niente. Ecco. Cioè uno deve aver fatto un corso di addestramento, non aver visto in modo così superficiale una trasmissione alla televisione. Ecco, queste cose non si imparano guardando la televisione, ma si imparano con corsi teorico-pratici. Dopo viene rilasciato anche un attestato che attesta che la persona ha imparato quello che gli è stato insegnato. Sì. Ecco, i cittadini possono fare anche i corsi di BLS, certo, perché comunque saperlo è un'ottima cosa. Abbiamo visto delle immagini, ormai questi corsi si stanno diffondendo sempre di più, ci sono già degli obblighi da molti anni per quanto riguarda le aziende che devono
sottoporre il proprio personale a dei corsi di addestramento di primo soccorso, ma si sta creando sempre più cultura nell'ambito della popolazione. Queste sono immagini di scuole. Tra l'altro la società scientifica di cui faccio parte è riuscita alcuni anni fa a far inserire nella legge, quella che è stata chiamata della buona scuola, l'obbligatorietà dell'insegnamento del primo soccorso nelle scuole. Bellissimo. Perché è da lì che bisogna partire. Purtroppo però per il momento, dopo un periodo sperimentale, è rimasta ancora sulla carta. Cioè, abbiamo fatto una sperimentazione tra l'altro molto positiva, però adesso bisogna partire con l'insegnamento a tappeto, ed è sulle scuole secondo me che bisogna investire, perché sono i ragazzi quelli che imparano molto più rapidamente. Abbiamo avuto molta soddisfazione a fare corsi anche nelle scuole elementari. Ovviamente al bambino delle elementari gli si insegna cose molto banali, gli si fa più giocare che altro, però sono quelli che assorbono di più, ed è una cultura, si entra nella cultura del primo soccorso, cioè nel senso impariamo anche noi a dare una mano nella catena dei soccorsi, no? La catena dei soccorsi parte dal cittadino. Una rete esatto, con voi. Esatto. Ecco, poi stavo pensando anche alle manovre di disostruzione, perché molti bambini, soffocamento eccetera, anche quelle sono molto importanti, e vi capiterà sicuramente anche nei servizi di soccorso, ecco, ci saranno dei casi. Ecco, quando si interviene una categoria, diciamo, di soggetti fragili come i bambini, gli anziani, il comportamento è diverso, cambia il protocollo oppure è sempre quello? Sì, sui bambini il modo di agire è un po' diverso, soprattutto più piccoli sono e più cambia il modo di agire. Anche queste sono cose che comunque vanno insegnate con corsi teorico-pratici, e ce ne sono sempre di più, frequentati anche dalle mamme, proprio perché il problema del bambino piccolo è proprio il soffocamento da ostruzione viaria. Non è frequente, anzi è abbastanza raro per fortuna, però quando si verifica ovviamente crea degli effetti che sono drammatici, che può lasciare dei danni, può portare a morte il bambino, ma anche lasciare dei danni cerebrali permanenti. Esatto. Allora abbiamo un'altra telefonata. Buonasera, chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto? Buonasera. Con chi parlo? Sono Marco, avrei una domanda al dottor Spagna. Di cosa si occupa l'Organizzazione Nazionale del 118? Grazie. L'Organizzazione Nazionale? Del 118. Beh, abbiamo parlato, diciamo, questa sera del 118, ne abbiamo parlato della sezione ovviamente della vostra... lo spieghiamo in sintesi. Possiamo dire che diciamo, la differenza sostanziale che c'è tra quello che chiamiamo 118 ed altre forze di soccorso pubblico, come possono essere la polizia e i carabinieri, vigili del fuoco, è che noi non abbiamo un'organizzazione nazionale, ecco, appunto, se vogliamo dire questo. Non abbiamo una struttura verticistica che parte da un capo, che chiamiamolo così, che sta a Roma, e poi tutta la parte verso la periferia. L'organizzazione del 118, come l'assistenza sanitaria in genere nel territorio italiano, è organizzata su base regionale. Per cui ci sono delle linee di indirizzo nazionali che fissano gli standard che devono rispettare tutte le regioni, ma poi l'organizzazione può essere diversa da regione a regione, perché viene personalizzata sulle necessità, sulla particolare situazione di quella regione. Ci sono regioni prevalentemente montuose, prevalentemente pianeggianti, col mare, per cui anche le risorse che bisogna mettere in campo possono essere diverse. A seconda della regione, di come è strutturata, ecco, perché se è pianura è più semplice, se è montagna è... realtà industriali o meno, autostrade, eccetera, per cui bisogna organizzare i soccorsi anche in maniera diversa. Altra domanda allora, buonasera, avrei una domanda per il dottor Spagna. Per aiutare gli infermieri operatori che rispondono alla chiamata di soccorso ad intervenire nella maniera più giusta, come si deve comportare la persona che chiama il 118? Beh, la regola che noi diamo è sempre questa, cioè innanzitutto cercare per quanto possibile di stare calmi e rispondere con calma alle domande che vengono fatte. Le domande non sono domande inutili, servono, come ho detto prima, per organizzare al meglio i soccorsi. Il nostro slogan sarebbe questo: per il giusto soccorso dai le giuste informazioni. Se noi sappiamo cosa sta accadendo, sappiamo come organizzare i soccorsi. Se non abbiamo notizie,
torniamo indietro di 30-40 anni, cioè il soccorso si traduce solamente in un trasporto in ospedale, punto. Se invece vogliamo fare qualcosa di più efficace, cioè intervenire con i mezzi giusti sul posto, dobbiamo sapere cosa sta accadendo. Allora effettivamente la realtà è questa, succede ancora oggi che qualche volta chi è dall'altra parte del telefono si spazientisce perché si sente fare delle domande e pensa che magari non vogliamo mandare l'ambulanza. No, in realtà è proprio per organizzare al meglio i soccorsi, sapere cosa sta accadendo, e se l'utente è collaborante e risponde con calma alle domande, veramente la telefonata in 90 secondi si chiude. Se l'utente si spazientisce e non collabora, si rischia di stare più tempo al telefono e avere meno informazioni, per cui è molto importante. È vero che voi, dottore, comunque vedete già da dove chiamiamo, sì, perché monitorate i numeri di telefono, cioè sapete già la chiamata dove parte, quindi avete la sicurezza in quel momento, è da lì che parte la chiamata. Noi vediamo tutti i numeri di telefono, se la telefonata arriva da telefono fisso ovviamente riusciamo a associare immediatamente a un indirizzo. Se arriva da telefono cellulare, qua ci sono ancora dei problemi a livello nazionale per localizzare con una certa precisione il posto, ed è su questo che l'Europa ci chiede di essere più precisi, perché ancora non siamo arrivati a livelli di precisione che ci consentano di identificare con esattezza il posto, però vediamo il numero di telefono, ecco, quello sì. Poi con il fatto della geocalizzazione, come si dice, ecco, voi vedete anche dove sono le vostre ambulanze, sì, qual certo, è quella che certo, arriverà prima delle altre, certo, quindi certo, bellissima questa cosa, certo, cioè riuscite a monitorare tutto, guardate, esatto, la tecnologia a servizio veramente del cittadino, quindi un 118 al top, perché riesce a mandarvi in poco tempo l'ambulanza nelle vicinanze, un po' come il taxi che ti manda quello più vicino e vi arriva l'ambulanza. No, è vero, questo il è paragone molto è importante. così. Tra l'altro volevo agganciarmi prego, prima, prego. Perché prendo spunto da una notizia di cronaca sentita mezz'ora fa di quell'autobus che ha preso fuoco, no? Che dicevano è stato bravissimo il ragazzino di 12 anni a chiamare i soccorsi. Ecco, che gli hanno creduto, hanno detto. Perché, ma io devo dire che in effetti i nostri migliori interlocutori sono proprio i giovani, i bambini. Abbiamo delle chiamate fatte dai bambini che sono splendide, cioè che sono molto collaboranti, sanno spiegarci bene, eccetera. A volte l'adulto da questo punto di vista ecco, è meno collaborante del bambino. Sono molto svegli, devo dire, i piccoli di oggi, già sono un po' più avanti di noi. Certo. Ecco, allora poi qui ho un'altra casistica. Allora, questo signore qui mi ha scritto: guarda Nicoletta, sono stato impegnato nel soccorrere 2 anziane chiuse in casa, cadute impossibilitate a muoversi, 2 interventi separati. 2 volte sono intervenuti i SAF del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Sì. Entrambe le volte hanno deciso di non sfondare la porta, ma di calarsi dal tetto con la giustificazione che preferiscono non rompere cose costose come delle porte, premettendo che non sapevamo la condizione delle pazienti e quindi volevamo raggiungere la paziente nel minor tempo possibile, perché chiedo perché ogni volta devo aspettare 20 minuti in più che i vigili del fuoco si imbraghino e si calino giù. Cosa ne pensa? Cioè praticamente lui dice che lui ha aspettato 20 minuti perché il vigile del fuoco doveva mettersi in imbragatura, doveva calarsi giù per entrare in questa casa di questa signora anziana. E secondo lui, dice, ha aspettato 20 minuti e non sapeva le condizioni della signora, e lui dice abbiamo perso tempo, potevano sfondare la porta. Ecco, lui mette un po', cioè va a vedere il lavoro dei vigili del fuoco. Appunto, la prima cosa, ognuno il suo. giusto, esattamente, la prima cosa qua dovrebbe esserci vigili del fuoco a rispondere, però sono sempre appunto episodi che bisogna conoscere nel dettaglio, è difficile rispondere, sono scelte che si fanno un po' congiuntamente sul luogo, sulla base delle informazioni che si hanno. Adesso là bisogna vedere, io non credo che sia solo stata una questione di costi, credo che sia stata una questione che forse abbiano valutato che il modo più facile per accedere fosse quello. Penso che il vigile del fuoco vada a vedere la porta quanto se veramente sappiamo che c'è una persona in pericolo non si bada a questo, però a volte una porta fortemente blindata è molto difficile da aprire rispetto magari a quello che può essere una finestra, che magari... Ribadiamo comunque la sinergia, l'ha detto anche prima il dottor Spagna, dei vigili del fuoco. Eccoli qua. Eccoli, cioè guarda, ecco, veramente...
Ecco, vediamo le immagini, queste sono quelle di oggi. No, questa è un'attività che viene svolta dai Vigili del Fuoco ogni anno, c'è questo incontro con le scolaresche, quella loro caserma, e incontro le scolaresche, fanno diciamo delle dimostrazioni per i bambini, per dimostrargli qual è la loro attività principalmente, ma la facciamo sempre congiuntamente perché a fianco a loro ci siamo sempre noi, infatti vedete, ci sono anche le forze dell'ordine e facciamo queste simulazioni per i bambini per capire un po' come funzionano questi interventi di soccorso e il ruolo degli attori in campo. Vedete, guardate dove arrivano, ecco, questa è veramente la preparazione e fare informazione, cioè arrivare proprio al cittadino, alla popolazione. Appunto, cominciare già dai bambini a fargli capire come funziona il sistema, sono di solito molto colpiti. Questa è una simulazione di quello che di fatto viene fatto tutti i giorni sulla strada, perché gli interventi su incidenti stradali non sono la prevalenza, ma sono comunque una dozzina al giorno. Quindi non sono tutti così gravi e questo è il modo di agire. I Vigili del Fuoco cercano di farci arrivare al ferito il più rapidamente possibile e noi appena possibile ci avviciniamo al ferito e cominciamo. Di solito i casi maggiori, dottore, sono problemi al cuore, respirazione. Sì, diciamo che il 70% circa degli interventi che facciamo sono per problemi di tipo medico, interventi svolti in abitazione, per problemi cardiologici, respiratori, neurologici, come ha detto. Poi c'è una quota di incidenti stradali, c'è una quota di infortuni sul lavoro, e poi urgenze di altro tipo, come possono essere anche le urgenze ostetriche. Ultimamente facciamo qualche parto in ambulanza in più rispetto a una volta, capitano anche questi. Però porta bene, porta bene. Allora, stiamo quasi arrivando al capolinea della trasmissione, abbiamo detto tanto del 118, del vostro lavoro, e volevo chiederle appunto il futuro, ecco, quali saranno le novità, che cosa lei vorrebbe per questa sua creatura per quanto riguarda Padova. Insomma, sappiamo lei ha lavorato molto, ha organizzato protocolli, linee guida, eccetera. Insomma, questo gioiellino che abbiamo qui a Padova, che cosa spera? Ecco, che cosa vede, cosa vorrebbe? Se lei chiede ovviamente a un direttore cosa vorrebbe, le potete dire tutto, nel senso, uomini, mezzi, più ce ne sono, uomini, mezzi, però no, voglio dire, credo che su Padova si sia già un buon standard, però ovviamente adesso diciamo, i pericoli in agguato sono quelli della carenza del personale per i motivi che abbiamo detto prima, cioè una carenza generalizzata in campo sanitario che si ripercuoterà, si sta già in parte ripercuotendo sul mondo dell'emergenza, per cui sicuramente la massima attenzione su questo. Poi noi siamo diciamo, un'attività che sfrutta molto la tecnologia, per cui c'è un continuo progredire in campo tecnologico tra le apparecchiature che possono essere portate a bordo dell'ambulanza, cioè certe cose che una volta si usavano solo in ospedale, adesso le possiamo usare anche in ambulanza e c'è sempre una novità in questo campo, così come la gestione di tutti gli interventi che la facciamo con mezzi informatici abbastanza sofisticati. Su questo c'è sempre un progredire, un andare avanti. Ecco, i punti di criticità, qualcosa da migliorare, ecco, c'è qualche cosa nel suo convegno che avete fatto a livello generale, ecco, vi siete parlati tra di voi, tra responsabili, visto che c'è stato l'anno scorso questo incontro tra voi, perché a volte comunque... Beh, ovvio, le realtà nazionali sono diverse, per cui ci sono zone più organizzate con più risorse, ci sono zone che hanno più risorse e altre zone che ne hanno di meno, per cui attenzione ad alcune zone che magari meriterebbero più attenzione da questo punto di vista. Tipo Umbria, ma non faccio nomi perché... ci sono zone un pochino che hanno un pochino sempre meno, ecco, perché guai anche il territorio, ecco, perché magari c'è poca industria, eccetera. Ci sono zone più bisognose dove bisognerebbe fare qualcosina di più. Ecco. Certo, comunque, come abbiamo detto più volte nel corso di questa serata, c'è un ruolo importante anche da parte del cittadino, che lui stesso a volte non si rende conto, ma è una pedina importante del sistema. Per cui il fatto di investire in informazione anche sulla cittadinanza è un aspetto molto importante da questo punto di vista. Noi ci teniamo parecchio. Intanto un altro messaggio, vorrei fare i complimenti a dottor Spagna e a tutto il SUEM Padova per il lavoro fatto, grazie. Non si firmano, eccolo qua, mi mandano messaggi da tutte le parti, vuol dire
Dottore, che state lavorando bene, ecco, arrivano, sì, c'è Dopo... un'ottima, c'è coscienza del vostro lavoro perché lavorate con la pioggia, col brutto tempo, in situazioni estreme, veramente un complimento a diciamo tutti. Che c'è anche, se posso dire, anche una grossa attività, nel senso che solo sulla provincia di Padova facciamo 200 interventi di soccorso al giorno, credo che questo sia giusto dirlo, e se facciamo una proiezione sul territorio nazionale possiamo pensare di parlare tra i 10 e 12.000 interventi di soccorso al giorno fatti sul territorio nazionale, per cui è un lavoro anche intenso, importante, appunto, che ha bisogno di risorse. Sì, veramente molti complimenti. Allora, prima di concludere devo dire che abbiamo da vedere il professor Trivellato, sapete che è il nostro cardiologo di fiducia, mi ha mandato una foto perché è andato al Medical Center di Houston, dove ha lavorato per 2 anni. E adesso sta facendo dei lavori scientifici ed è, pensate, questo è il centro più grande del mondo, dove lui va proprio a questi convegni per parlare ovviamente del cuore, di tutto quello che si può fare. Quindi ci ha mandato, ci saluta da lì e noi lo salutiamo, buon ritorno poi qui a Padova, e poi naturalmente verrà sempre a trovarci con tutte le novità e ci parlerà del cuore. Detto questo, io concludo, vi ricordo allora domani c'è la politica, il tarlo con Alberto Salmaso, poi vi ricordo venerdì Casa Caffè con Claudio Casorati, la domenica lo sport con Skageti Sport, lunedì sempre allo sport il Calcio Padova, che poverino non sta andando tanto bene, ma ne parlerà ampiamente il nostro Francescon, e poi naturalmente vi ricordo i TG, tutte le nostre bellissime rubriche. Allora io vado a ringraziare il dottor Andrea Spagna, questo direttore del SUEM 118 della centrale operativa di Padova, e nonché presidente a novembre della SIS, la Società Italiana Scientifica, che sta lavorando alla grande e lavorerà, come ha tanto da lavorare, cioè, perché sicuramente il lavoro non manca. E domani è già pronto, e salutiamo allora tutti gli operatori, tutti i medici che sono sempre in prima linea con il 118. Un cordiale saluto a tutti voi da Nicoletta Rizzi, alla prossima, ciao. Grazie. When I get